Ma che è sta roba, Ho capito che si chiama Amici di Maria, ma mi state a portare in processione come San Giuseppe. Ma che è sta roba? No, questi sono gli effetti speciali quando entra un big. Un big? Sì. Ma che mi stai a criticare, ma sempre tutto a critica Ultimo, Ma che c'avete contro Ultimo? Sono venuto qua, pure qua mi criticate. No. Che è sta storia del big? Mi sta a dire che mi sono ingrassato. No. Ma poi chi siete per criticarmi? Non ho capito. Ma te hai mai vinto Sanremo Giovani? No. Ma te hai mai riempito lo stadio olimpico? Mai. Ma te hai mai lanciato la bottiglietta dell'acqua fatta cadere in piedi così? Mai. Io sì. E allora muta Maria, muta. Senti, Ma ma fammi sta a criticare. ci fai sentire qualcosa? Sì, sono molto contento che è uscito sto pezzo con Ed Sheeran Sheeran. sta settimana, è un momento molto bello per me. E poi se siamo incontrati è stato bello che raccontami l'incontro. stavo a Roma, sono andato a mangiare la carbonara da Mario Erzozzone, Da chi? da Mario Erzozzone, Ermeio. A un certo punto mi sono girato e chi te vedo? È Roscio, Ed Sheeran. Cioè, Ed Sheeran stava da Se Mario stava a mangiare la Zozzone. carbonara pure lui da Mario Erzozzone, allora se siamo Ed parlati... Sheeran, da Mario Zozzone stava. Ma perché? Perché? Che c'è? Ah, che mi stai a criticare a Maria Erzozzone, Maria? Ah, mi stai a criticare, ho capito, mi stai a criticare a me perché mi vado a mangiare la carbonara da Maria Erzozzone. no. Ma chi siete per criticarmi, Maria? Va bene. Ma te hai mai vinto Sanremo Giovani? Ma te hai mai riempito lo stadio olimpico? Mai. Ma te hai mai aperto le buste della spesa senza stare 3 ore a fare così? Mai. Io sì. E allora muta, Maria, Muta. muta. Multa. Senti, però, ci fai sentire qualcosa? Sì, vi faccio sentire una canzone che ho scritto ultimamente su questo rapporto ormai di dipendenza che abbiamo con i telefoni cellulari. È una cosa che non si sopporta più, veramente, che poi sti telefoni ci spiano. I telefoni ormai sanno tutto di noi, sanno pure quando andiamo in bagno. L'altro giorno ho aperto WhatsApp, c'era scritto ultimo accesso 23:49. Ho detto, ma come fa a saperlo questo? È proprio l'orario che ci sono nato. Ma questo è matto. Comunque la canzone fa così. Sì. È la stessa di prima, no? È da tempo che non vedo più 2 giovani parlare a tu per tu. Ho visto gente andare in terapia quando si è scaricata la batteria. Ti piace? È uguale, è un po' quella A di te ti è prima. mai capitato Maria? Ma è uguale, la melodia è la stessa. Ah, trovi? Vabbè, allora te ne faccio un'altra improvvisata adesso al momento, va Sì. bene? Senti sta melodia com'è bella, senti qua, senti. È uguale. Ma come è uguale, Ma che mi sta a criticare, No. Ma che mi sta a dire che le canzoni mie sono tutte uguali? Ma che siete per criticarmi, Maria? Ma te hai mai vinto Sanremo Giovani? No. Ma te hai mai riempito lo stadio olimpico? No. Ma te sei mai guardata una puntata di C'è posta per te senza metterti a piangere? Ma te hai mai parlato per mezz'ora con la Celentano senza litigacci? Io no. Io sì. E allora muta, Maria, muta. Comunque una canzone nuova l'ho scritta veramente. dai. Una canzone diversa che fa diversamente. Ho scritto una canzone in questi giorni su sta storia del politicamente corretto, che ci sta un po' sfuggendo di mano. Perché qua siamo arrivati a un punto che non si può dire più niente, che appena si dice qualcosa qualcuno si offende. Adesso stanno a fare veramente grossa, stanno a cambiare pure, a stravolgere tutti i cartoni animati dei bambini. Non si capisce niente. Ho visto un film di Cenerentola dove per essere inclusivi hanno messo l'uomo nero a fare la fatina. Poi ci dà la notizia che il prossimo Superman sarà bisessuale. E poi a Disney, dopo che ha censurato Peter Pan e altri cartoni animati, ha annunciato che il 50% dei prossimi personaggi sarà LGBTQ. Non si sta a capire più niente. A questo punto, non lo so, per non urtare la suscettibilità dei cocainomani, il cane Pippo, famo che non si chiama più Pippo, si chiama, non lo so, Inalo. E che così non si offende nessuno. E allora su sta storia dei cartoni animati e del politicamente corretto ci ho scritto una canzone che fa così. Dai. Biancaneve e i 7 nani, un titolo offensivo. Diventeranno i 7 dallo sviluppo tardivo. Una lavanda gastrica la salva nel finale, perché il bacio del principe non era consensuale. Per non alimentare i pregiudizi sulla donna, ora al papà di Bambi gli toglieranno le corna. Poi perché sempre tutto rientri nella norma, il papero di nome Ciccio si chiamerà fuori forma. Jessica Rabbit va coperta e ispira fantasie. Io sono il primo che ci ha perso almeno 3 dietrie. Però spiegatemi dov'è la sua indecenza. Se vado su TikTok trovo 2 tette che fanno accoglienza. E ho perso tempo
le censure, vedendo il male anche nelle cose più pure. Tra un po' Pinocchio non mente perché si allunga il naso, mortifica me, e il qui qua qua transgender sarà que. Gamba di legno ora il signor gatto disabile, il cappellaio da matto passa mentalmente instabile. Dico soltanto una cosa, ed è la mia opinione: non confondiamo il rispetto con l'ossessione. Grazie! Grazie a tutti, vi voglio bene! Grazie! Come? Grazie! Scusa, c'è qualcosa che non va? Ai pantaloni? Che Non cosa, sono Maria? Ah! Oddio, mi hai scoperto? Ci sono cascato di nuovo. Cascato di nuovo. Oh sì, sì, pensi sia un gioco. Oh sì, sì, vedermi prendere fuoco. Oh sì, oh mio Dio, ci sono cascato di nuovo. Oh sì, sì, ci sono. Oh sì, oh mio Dio, sì. Oh my God, sì. Che c'è, De Martini, stai a guardare? Ti piacciono i tatuaggi? Malandrino! Comunque grazie Maria, Grazie a te, Achille. grazie per avermi invitato in questo programma pazzesco. Programma, È una studia molto bella, Uno studio con una molto grande bello. pubblica. un grande pubblico. Vabbè, non è... No, programma, studio, pubblico. Vabbè, è uguale Maria. Ah. Ma te stai ancora a fare le distinzioni tra maschile e femminile? Ho capito. Siamo nel 2022. Ma scusa. Dobbiamo abbandonare questa visione ancestralmente sessista. Ok, ok. È uguale. Ok. Oggi bisogna essere liquidi, come me. Ok. Comunque ti è piaciuto il mio travestimento? Sì, non ho capito. Era il mio ultimo quadro. Comunque te stavo a dire che oggi bisogna essere liquidi, capito? Ok. Come me. A proposito di questo, me ne devo andare, c'è un appuntamento romantico. Ah. Con un succo di frutta. Ciao, grazie! Grazie. Davvero bravo. Grazie. Com'è? C'è una videochiamata. C'è una videochiamata. Come stai? Bene, bene, bene. Allora Francesco, tu mi fai prendere crisi di identità prima o poi. Ma perché chi sei, Teu? Lo sai chi sono. Ma chi sei? Ma questo è uno che si spaccia per me. Sì. Dice che è ultimo. Ma quando mai? Questo No, al guarda. massimo può essere penultimo. Come stai, Guarda, Nicolò? ogni tanto mi succede che quando sto al telefono, che sto su Instagram a scorrere cose, il primo secondo, ma veramente ve lo dico seriamente, dico ma dove stavo qua? Non mi ricordo dove stavo. Poi ovviamente dopo il secondo secondo mi ricordo e dico questo è quel bastardone. Bravo. Grazie, grazie. Sono felice di vederti, bravissimo come sempre. Davvero, Grazie, davvero. grazie Maria. Grazie. Grazie. Non so se stai sentendo lo studio scusa, che ti sta chiamando. Non è per me, è per ultimo quello vero, non so io. Grazie di questa Grazie a improvvisata. tutti. Grazie a voi, in bocca al lupo a tutti i ragazzi, in bocca al lupo per stasera e per la vita, per tutto. Vi mando un grande bacio e a presto. Ciao Nicolò, grazie Ciao, mille. Nick. Ciao Maria, un bacio. Ciao. Oh, complimenti, te l'ha Grazie. fatti pure lui. Grazie, No, grazie bravissimo. mille, grazie mille, grazie per avermi invitato. Grazie Grazie a a te. tutti voi.